L'attenzione rimane altissima. Dopo gli attacchi terroristici dei giorni scorsi in Francia, anche a nord-est si valuta la situazione e si studiano eventuali nuove misure di vigilanza e prevenzione. Domani il prefetto di Venezia ha convocato una seconda riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo quello della settimana scorsa. All'ordine del giorno l'esame di eventuali misure di vigilanza antiterrorismo. Intanto fa discutere la pagina Facebook personale di un cittadino marocchino per anni residente a Belluno e quella da lui denominata La Scienza del Corano, nelle quali afferma che i musulmani non devono scusarsi di nulla e attacca il sindaco di Padova Massimo Bitonci e l'assessore regionale Elena Donazzan. Io voglio credere che siano stupidaggini più che minacce, offese, però è chiaro che nulla viene sottovalutato. Intanto la Procura di Venezia, competente per il Veneto in materia di terrorismo, ha convocato per chiarimenti il giovane calciatore di origine marocchina residente nel Rodigino che non è indagato ma che aveva commentato le stragi di Parigi su Facebook con frasi come 12 sono pochi, prima di scusarsi. A Padova tra gli obiettivi sensibili, oltre alla Basilica del Santo, ci sarebbe anche la sinagoga ebraica, riferimento di una comunità di oltre 200 persone. Le cifre inducono a frenare sui timori. In Francia, dove vivono 600.000 ebrei, nei primi 7 mesi del 2014 ci sono stati 527 attacchi antisemiti. In Italia, con 25.000 ebrei, solo 21, ma la guardia deve rimanere alta. Il pericolo è enorme e anche invisibile, cioè non è un pericolo visibile. Io credo che l'unica cosa, al di là ovviamente dell'attenzione eccetera, sia di combattere queste cose con la cultura.